Esiste una solidarietà di ritorno, quella che nasce dall'aver ricevuto tanto da maturare il desiderio di restituire qualcosa. E questo lo spirito che ha animato la cena di solidarietà alla Sciamadda di Sestri Levante a sostegno del Comitato Assistenza Malati Tigullio. Ha aiutato mio suocero, ha aiutato nostra mamma, sappiamo che ha aiutato tante persone e grazie a lui siamo venuti a conoscenza di tutto quello che è l'operato del Comitato. E in qualche maniera, visto che noi riceviamo così tanto dal nostro territorio, abbiamo deciso di restituire qualche cosa al territorio e nella fattispecie di cercare di favorire appunto l'operato di questo comitato che è così importante per tutti noi. I fratelli Ballarini insieme al loro staff hanno offerto quanto era nelle loro corde, una cena per 120 persone. Fondamentalmente abbiamo fatto quello che ci riesce bene, almeno così dicono gli altri. E è stato il modo di esprimere la gratitudine verso il comitato e il suo operato. In questo scambio solidale il Comitato non ha voluto essere da meno, chiedendo ai commensali di formulare dei ringraziamenti originali. Tra tutti i partecipanti, e siamo 120 e più, ho raccomandato di fare qualche rima in cui c'entra il nome della Sciamadda e il nome dei ballerini. E qui io ho diverse poesie, diverse rime. Quanto è bello, quanto è buono, Ballarini è un galantuomo. Ci ha ospitato alla Sciamadda per cenare tutti di bada. Il clima gioviale non ha distolto gli organizzatori dall'intento di promuovere l'interesse da parte dell'opinione pubblica ai temi legati alla sanità. Fa capire che bisogna interessarsi di sanità, fa capire che comunque le buone azioni rendono sempre e questa è la dimostrazione, una serata come questa è la dimostrazione, perché alla fine bisogna credere alla buona volontà delle persone. Il fattore morale, cioè le persone che sono qua per uno scopo comune, rende tutto più piacevole e tutto più facile, anche di fronte magari a quelli che potrebbero essere gli impasse di una normale serata di lavoro.